Arriva l'ordinanza di sequestro e ad entrare in azione sono stati i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Agrigento che hanno dato esecuzione al provvedimento nei confronti di Giuseppe Mormina, 77 anni, figlio del noto boss e capomafia di Cattolica Eraclea Francesco. Giuseppe Mormina, secondo gli organi di giustizia, è stato individuato come il successore nel ruolo di capo della storica famiglia di Cattolica Eraclea. L'ordinanza di sequestro è stata emessa dal Tribunale di Agrigento, sezione misure di prevenzione, con riferimento al patrimonio immobiliare, mobiliare, nonché alle risorse finanziarie di Mormina. Le Fiamme Gialle hanno posto i sigilli a 7 immobili residenziali, ad un complesso aziendale operante nel settore agricolo e a 22 terreni di estensione complessiva pari a 373.410 metri quadri situati nel comune di Cattolica Eraclea, nonché conti correnti e di deposito per un valore complessivo di oltre 750.000 euro. L'ordinanza scaturisce dagli esiti di accertamenti patrimoniali riferiti a Mormina e al rispettivo nucleo familiare, delegati ai finanzieri nell'ambito del procedimento di misure di prevenzione della Procura distrettuale di Palermo. La figura di Giuseppe Mormina, agli occhi degli inquirenti, risulta legata a personaggi mafiosi sia di Cattolica Eraclea e del circondario, sia a figure criminali di calibro internazionale. Secondo la ricostruzione fornita dai finanzieri, il cattolicese è stato, tra le altre cose, anche testimone di nozze di un soggetto arrestato dopo una lunga latitanza in Canada che avrebbe avuto un ruolo attivo in vari omicidi, tra i quali quello del maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli.